L'Aula oggi ha approvato il Consiglio delle Autonomie. Cosa si tratta? Si tratta di un'organizzazione rappresentata dai comuni, dalle province, dalle comunità montane, con le quali ci interfacciamo quando abbiamo degli argomenti che interessano gli enti locali. Abbiamo aggiunto anche la presenza di piccoli comuni che, come sappiamo, il Veneto è ricco di queste piccole comunità che hanno bisogno di essere rappresentate. E il dibattito è stato abbastanza acceso perché c'era già un'organizzazione che trattava questi argomenti, che era la Conferenza delle Autonomie Locali. Si correva il rischio di creare una sovrapposizione. Grazie alla collaborazione tra maggioranza e opposizione siamo riusciti all'unanimità a approvare questa legge in maniera tale che ci sia un unico organismo, appunto il Consiglio di Autonomie, che permetterà a questo Consiglio regionale di avere un confronto diretto con coloro che gestiscono la cosa pubblica a livello locale. Il Consiglio delle Autonomie Locali sostituisce la vecchia Conferenza degli enti locali, dando maggiore rappresentatività ai comuni, soprattutto ai piccoli comuni, alle province, alla città metropolitana e ai comuni capoluogo. In questo organismo verranno affrontati di volta in volta i provvedimenti che hanno a che fare con le realtà istituzionali del territorio e ci sarà modo anche di interloquire con le categorie economiche, produttive, sociali del Veneto che hanno come interesse le leggi che la Regione sta portando avanti. Questo progetto di legge è stato il primo che ho depositato all'inizio di questa legislatura. Sono soddisfatto che oggi, anche se in ritardo, arriviamo ad approvarlo all'unanimità. Un passo avanti per la Regione, un passo avanti per le autonomie locali. È uno strumento di collaborazione per quanto riguarda i provvedimenti di carattere generale e programmatorio che la Regione porta a compimento attraverso le leggi e anche uno strumento di consultazione per alcuni provvedimenti amministrativi. Abbiamo voluto farlo in maniera molto concreta e snella per rappresentare le esigenze delle autonomie locali e per fare in modo che la legislazione che esce dal Consiglio regionale sia anche partecipata dai territori.